Le luci sono accese, ma il negozio è chiuso per aggressione. Questo dopo che la manager e una commessa della bottega di Arrigo sono state aggredite fisicamente e verbalmente da 6 borseggiatrici. Pugni, calci, bottigliate sono state colpite anche con l'ombrello ed entrambe finite all'ospedale. La commessa con un dente rotto e un dito fratturato, la manager con una caviglia gonfia, contusioni di vario genere e un braccio dolorante. Tutto perché dopo settimane che le borseggiatrici passavano in Calle Barcaroli, zona Frezzaria San Marco, dove c'è il nuovo negozio di Cipriani, borseggiando i turisti, le due dipendenti avvisavano le clienti di chiudere bene la borsa. Comportamento che le borseggiatrici non hanno gradito e dopo varie minacce anche di morte sono passate alle mani. Chiudere l'attività per diversi giorni è un segno di protesta per una situazione ormai fuori controllo. Nessuno in zona vuole parlare, tutti hanno paura e non è la prima volta che un commerciante viene preso di mira solo perché osa ostacolare l'attività di queste persone, che sono sempre più aggressive, come evidenzia chi li conosce bene e gli dà la caccia quotidianamente. Loro ti offendono, ti minacciano di morte, se le guardi, ma soprattutto anche le persone anziane si mettono attorno e gli augurano la morte, e poi alzano le mani, alzano le mani. Sanno benissimo che sono tutelate. E questa è la verità, perché all'interno di questa banda di borseggiatrici, perché diciamolo, non sono tantissime rispetto all'altro anno, ma lavorano come fossero il numero dell'anno precedente. Quindi sono 10, lavorano per 30. C'è una, ok, che è stata coinvolta nella maxi inchiesta del nucleo investigativo dei carabinieri ed è qui libera a rubare. Poi ci sono gli uomini. Ne sono arrivati tantissimi, ne sono arrivati tanti, sono troppi e prendono d'assalto Piazzale Roma. Ecco, noi è un paio di giorni che siamo a Piazzale Roma, ok? L'altra sera ne abbiamo contati 17, 17 sono tanti. E ieri sera lo stesso, ieri sera anche erano davanti ai pontili, come sempre, davanti ai pontili di Piazzale Roma. Abbiamo subito allertato le forze dell'ordine che prontamente sono arrivate, pochissimi minuti, però sappiamo benissimo che se arrivano in divisa loro scappano. La richiesta di Poli è sempre la stessa. Presidi fissi perché almeno loro se ne vanno e questo non ne sono certa, però sono troppi in questo momento.